tempo ci vuole ad abituarsi agli allineatori invisibili? Direi che abituarsi agli allineatori invisibili è facilissimo. Sapete quando mi fanno questa domanda? Succede di solito non appena consegniamo i primi allineatori, perché un po' per l'entusiasmo di voler arrivare ad un certo risultato non si pensa a cosa andrò incontro. Ma quando poi dopo la prima seduta impostiamo il tutto, quindi mettiamo su gli attacchi e consegno le prime mascherine, mi viene chiesto quanto tempo ci vorrò ad abituarmi, ce la farò a toglierlo, no, perché già mi vedo a casa che poi non riesco, quindi lì nascono un po' tutte le paure. Quindi io mi sento anche sempre di rispondere in modo molto sereno, ormai sorrido quando mi viene chiesto, perché so che dopo il primo giorno è già tutto cambiato. Quindi al massimo, ecco, per ognuno di noi poi ha le proprie tempistiche, quindi nei casi un po' più difficili, si può dire anche forse nei pazienti più adulti che fanno più fatica ad abituarsi, dopo circa 3 al massimo 4 giorni è diventato tutto molto automatico, quindi non c'è bisogno di aver paura. È davvero semplice. Ogni nuovo sorriso inizia da un piccolo passo, quindi se vuoi avere più informazioni o hai delle domande specifiche, scrivimi nei commenti.